Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. In arrivo una pioggia di fondi per le imprese siciliane. Il presidente Schifani: non possiamo sbagliare, ma per STM e Termini Imerese è ancora tempo di incertezze. Dal sopralluogo allo Scasso, presa una banda di ladri che organizzava furti in casa in provincia di Catania. Vanno avanti le indagini sull'omicidio di Sara Campanella. Al vaglio degli inquirenti gli abiti del suo assassino, telefoni e PC. Quelle telefonate moleste, primi passi per riportare ordine nei call center, nel telemarketing ed evitare le truffe telefoniche. A Catania le vie del centro in base dei rifiuti, esasperati i titolari di strutture ricettive. L'idea: utilizzare i 4 milioni della tassa di soggiorno per pulire la città. Ad Agrigento Assetata parte il cantiere per rifare la rete idrica a 45 chilometri che ridaranno acqua alla città. A Catania in scena l'ultimo spettacolo di Roberto Lipari e la scusa per restare in Sicilia, dice l'amatissimo comico palermitano. È in cantiere anche un libro e un film. Calcio, Palermo in campo stasera al San Nicola contro il Bari, obiettivo terza vittoria consecutiva, domani in diretta in esclusiva su Telecolor la partita del Catania nella tana della Cavese. A Messina tifosi e squadra in ansia per il futuro. In arrivo una pioggia di fondi europei per le imprese siciliane, ma il presidente Schifani avverte: non possiamo sbagliare. Sul futuro della STM e Termini Imerese ancora tanta incertezza. Sentiamo Roberta Lunghi. Piovono fondi per la competitività, l'innovazione e il rafforzamento del capitale umano nelle imprese siciliane. I primi bandi per accedere al €1 miliardo di fondi europei verranno pubblicati dalla Regione a fine maggio. Ad annunciarlo il dirigente del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana, Dario Cartabellotta, a margine di un convegno alla Camera di Commercio di Palermo. Per il presidente della Regione Schifani queste risorse devono essere trasformate in opportunità per le imprese, grazie al lavoro agile e soprattutto trasparente del dipartimento interessato. E non si può sbagliare, abbiamo delle risorse che non dobbiamo né possiamo sprecare, lo faremo con grande senso di responsabilità, perché spero di avere trasfuso nella dirigenza regionale il senso di responsabilità di una squadra che lavora unita. Se da una parte si parla di rilancio, sul piatto del mondo delle imprese in Sicilia c'è purtroppo l'incertezza che aleggia. Da definire la situazione dell'ex Fiat di Termini Imerese con la decisione del Mimit di cedere lo stabilimento alla Pelligra Holding Italia per farlo rinascere. Chiederò a Pelligra di venirmi a trovare, mi deve spiegare qual è il progetto, perché non parte, quali sono i tempi. È giunto il momento in cui la regione siciliana chieda chiarezza, e lo farò in tempi brevi, a questo investitore cosa vuole fare. E poi c'è STM, i cui vertici aziendali hanno rivelato il piano triennale che prevede 2.800 esuberi nelle sedi sparse nel mondo, ma rassicurando su Catania che, secondo il ministro Urso, è destinato a diventare il polo più significativo in Europa per la produzione di carburo di silicio. E dei 2.800 esuberi annunciati da ST Microelectronics, quelli in Italia saranno poco più di 1.000 al pari di quelli in Francia. Abbiamo chiesto equilibrio, precisa il ministro Urso, sul piano che ancora deve essere definito. E siamo alla cronaca. Dal sopralluogo allo Scasso, per entrare nelle case, i carabinieri hanno preso una banda di ladri che entravano in azione in diversi comuni della provincia di Catania. Emanuela Corsi. Erano il terrore della provincia catanese per una serie di colpi messi a segno in vari comuni. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania che operavano a Belpasso, Gravina, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Mascalucia, Trecastagni, Aci Sant'Antonio e Motta Sant'Anastasia. Un'attività fiorente che avrebbe fruttato loro migliaia di euro. A finire in carcere Roberto Caponetto di 42 anni e Biagio Luca Capone di 35. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico invece per Francesco Provenzano di 31 anni e Alessandro Gino Costantino di 47. Il modus operandi era sempre lo stesso: sopralluogo accurato nelle zone delle case di interesse, individuazione di quello che sarebbe stato l'appartamento da derubare, scelto anche in base alla facilità di accesso, tipo balconi con porte e finestre. Verifica suonando il citofono dell'assenza di persone in casa, introduzione con l'effrazione degli infissi nelle case. A dimostrarlo anche le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni vicine.
bene. In queste immagini vediamo ad esempio un furto avvenuto in un'abitazione del comune di San Pietro Clarenza, dove è stata portata via una bicicletta del valore di 400 euro. Nelle immagini vediamo uno dei ladri che la passa al complice attraverso il cancello, poi scavalca e si dà alla fuga. Al termine dell'attività di indagine sono stati contestati a vario titolo agli indagati 3 furti in abitazione, 4 tentati furti, un furto di autovettura e una ricettazione. Proseguono intanto le indagini sulla morte di Sara Campanella. I carabinieri del RIS effettueranno analisi anche sui vestiti che il suo assassino indossava quando è stato arrestato. Francesco Triolo. Colpita 5 volte tra schiena e collo, una delle quali letale alla giugulare, un'altra coltellata le ha perforato il polmone. Proseguono da qui, dalle prime indicazioni del referto dell'autopsia, le indagini sulla morte di Sara Campanella. Passati i giorni del lutto, continuano quelli del dolore e adesso dell'inchiesta. I carabinieri stanno analizzando tutto il materiale sequestrato a Stefano Argentino, il ragazzo in carcere con l'accusa di aver ucciso a Messina nel pomeriggio del 31 marzo la studentessa di Misilmeri. La PM Alice Parialò sta per affidare alcune consulenze dopo il primo step di accertamenti dei carabinieri. I militari hanno sequestrato telefonini, computer, pendrive sia nell'abitazione di Argentino che nel B&B della famiglia. Da questi verranno estratti quei dati che possono essere utili a ricostruire i contatti nell'immediatezza del femminicidio tra madre e figlio, oppure i colloqui tra l'omicidio e la vittima, per confermare e dimostrare gli atti persecutori di cui il ragazzo si sarebbe reso responsabile in questi 2 anni. Altre risposte poi si attendono dall'analisi del coltellino svizzero, uno di quelli pieghevoli che è stato trovato dai carabinieri da circa 150 metri di distanza dal luogo del delitto. Si deve avere la certezza che sia stata quella l'arma adoperata da Argentino per uccidere Sara, e poi ci sono tutte le perizie da effettuare sui vestiti di Argentino, quelli che aveva addosso macchiati di sangue quando è stato catturato a Noto. Quello che emergerà dalle analisi sarà fondamentale anche in sede processuale, anche se ci vorrà tempo prima di procedere con la chiusura delle indagini. E la famiglia di Sara Campanella annuncia che vuole mettere su una fondazione intitolata proprio alla ragazza. Il fratello Claudio la immagina come un punto di riferimento per sostenere le persone in difficoltà, per contrastare stereotipi di genere e per promuovere relazioni sane. Intanto non si fermano le manifestazioni per ricordare la studentessa uccisa. Francesco Aloi. Sono state anche troppe le vittime e fino ad oggi dobbiamo fermarle. Il patriarcato riguarda tutti e sempre più uomini dovrebbero scendere in piazza, non dobbiamo essere soltanto donne. Il femminicidio, le fiaccolate, i cortei, poi il silenzio. Tutto questo non può e non deve accadere, mai spegnere i riflettori su un problema che non stenta a fermarsi, e a Siracusa lo hanno ribadito a gran voce. Il problema della società oggigiorno è la costante intanto paura a camminare liberi e liberi per le strade, perché la violenza è ovunque, e poi soprattutto alcuni non riescono a comprendere proprio l'importanza del no, alcuni non riescono ad accettare un rifiuto. Proprio un mese fa Palazzo Chigi ha approvato un disegno di legge che introduce il reato di femminicidio, una novità che però non basta. Serve lavorare sull'educazione, serve lavorare sulla formazione. Il femminicidio e la violenza di genere sono un problema culturale. Si devono prevedere interventi strutturati nelle scuole e devono essere fatti da personale che sia formato. Ed è importante diffondere la cultura del rispetto, non solo a parole, ma soprattutto con i fatti. Le 22enni Sara Campanella e Ilaria Sula, stessa età, stesso tragico destino, qui non le dimentica nessuno. Ricordare le vittime affinché non ce ne siano altre. Perché è il contributo che noi possiamo dare al nostro piccolo. Chi non riceve almeno un paio di telefonate moleste al giorno da parte di addetti di call center? Arrivano i primi tentativi di dare ordine al mercato del telemarketing. Sentiamo Luca Ciliberti. Sì, salve, buongiorno, sono Bianca, ci siamo sentiti anche oggi stamattina. Contro la valanga di chiamate indesiderate sui telefoni di casa e sugli smartphone, tra cui si annidano anche molte truffe, si muove finalmente la politica. Dopo 2 anni di lavoro arriva il via libera a un testo base per la lotta al telemarketing e al teleselling selvaggio e la riforma del sistema dei call center. Nelle commissioni riunite trasporti e attività produttive della Camera è stata approvata una proposta di legge a firma della deputata siciliana di Fratelli d'Italia Eliana Longi. L'obiettivo
L'obiettivo è quello di predisporre un mix di soluzioni normative e informatiche che possano limitare un fenomeno diventato oramai quasi incontrollabile. Una proposta di legge che pone la persona al centro in qualità di imprenditore a difesa delle 1400 aziende in Italia nei confronti dei 55.000 lavoratori del comparto, ma soprattutto al cittadino. Il solo registro pubblico delle opposizioni, che pure ha raggiunto 30 milioni di numeri iscritti, oltre 5 miliardi di contatti verificati coinvolgendo 101.000 operatori, non funziona abbastanza e si vede. Il problema è che il registro delle opposizioni non può impedire di ricevere chiamate illegali fatte da soggetti che raccolgono i dati in modo illecito, magari accedendo ai database di grandi aziende. L'obiettivo è limitare il fenomeno del cosiddetto client spoofing, la tecnica con cui i criminali camuffano l'identificativo del chiamante per farlo apparire un numero affidabile. Oggi con questa proposta di legge difendiamo le fasce più deboli da questo terribile fenomeno che viola la nostra privacy. Pronto? Sul telemarketing si è mossa infine anche la Procura di Roma, che ha iniziato a indagare sulle cosiddette telefonate mute dopo una denuncia presentata dal Codacons per molestia. Secondo l'Associazione dei consumatori, molti call center, per ottimizzare i tempi e incrementare il numero di utenti contattati, utilizzano un software che programma più telefonate di quanti gli operatori fisici riescano a gestirne. A Catania adesso, dove turisti e residenti si aggirano per una città piena di rifiuti, esasperati in particolare i titolari di strutture ricettive. Sentiamo Tonino De Mano. Il turismo decolla e i turisti affondano. Catania, terra di paradossi, affoga nella spazzatura con il centro storico trasformato in una gigantesca discarica. È evidente che nell'Ottocento, gestito da Gema, qualcosa non funziona, ed è altrettanto evidente che la battaglia contro l'inciviltà finora è stata ampiamente persa. Rifiuti di ogni genere, suppellettili, divani fanno parte integrante dell'arredo cittadino, vanificando gli sforzi di chi vive con il turismo e per il turismo. Ospiti di alberghi, B&B e case vacanze lasciano così Catania con due immagini: da un lato la bellezza dei luoghi, dall'altro le mortificanti scene di degrado, come in via Carlo Forlanini per esempio. In via Osservatorio, passi il gioco di parole, si osservano mobili e poltrone abbandonate, praticamente il marciapiede è off limits. Sono titolare di una locazione turistica proprio in questa strada e tutto il lavoro che svolgo per rendere il soggiorno dei miei ospiti il più piacevole possibile viene poi vanificato da questo spettacolo. Comunque nelle recensioni che venga sottolineata peccato, città molto sporca, quartiere degradato o abbandonato, questo rende un po' vano tutti gli sforzi che facciamo. Altri marciapiedi, si fa per dire, sono impraticabili, con rifiuti di ogni tipo ed erbacce che raggiungono anche i 2 metri d'altezza. Non le manda a dire il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo. L'amministrazione comunale di Catania ha incassato oltre 4 milioni di euro. Bene, a questo punto, dato che c'è una situazione veramente di emergenza, a mio parere, di poter utilizzare parte dell'imposta proprio per fronteggiare questa situazione in qualche modo di emergenza. Dulcis in fundo, ecco una cartolina serale proveniente da via Tomaselli. I sacchetti che vedete sono stati lasciati dai residenti ed in attesa della raccolta invadono il marciapiede, non certo però in maniera ordinata. E i famosi mastelli? E il decoro? Dopo decenni di attesa, Agrigento potrà finalmente avere una nuova rete idrica. Oggi l'avvio del cantiere. Sentiamo Davide Sardo. Non è un'opera incompiuta perché i lavori non erano mai partiti, è piuttosto l'attesa lunga decenni degli agrigentini per una rete idrica efficiente. Oggi finalmente la svolta. Ad Agrigento sono cominciati i lavori di ristrutturazione e automazione dell'intero sistema di distribuzione dell'acqua. Un'infrastruttura fatiscente con perdite che superano il 50% del flusso, sarà completamente rinnovata. Sono previsti anche degli interventi negli adduttori, parzialmente negli adduttori esterni che portano l'acqua di Agrigento. Chiaramente l'opera è finalizzata ad raggiungere il servizio classico di una rete idrica, cioè l'alimentazione 24 ore sulle 24 ore, e a ridurre notevolmente le perdite. A dare il via ufficiale al cantiere è stato il presidente della regione Renato Schifani, presente alla cerimonia in via Demetra nei pressi del Giardino Botanico, dove ha simbolicamente sollevato la paletta verde. L'intervento, finanziato con 30 milioni di euro
euro provenienti dai fondi FSC prevede la realizzazione di circa 45 chilometri di nuove condotte. Dureranno circa un anno, finalmente il centro storico, la zona prettamente urbana di Agrigento verrà fornita di una nuova rete idrica. Obiettivo: ridurre drasticamente le dispersioni e garantire un'erogazione continua per almeno 10.000 utenze. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per fare un sorriso con Roberto Lipari. Un fiume bianco scorre nell'Agrigentino. L'acqua del Palma, lungo la strada che porta a Marina di Palma di Montechiaro, è diventata bianca. A segnalare la metamorfosi l'associazione ambientalista Mare Amico, che ha chiesto alle autorità di scoprire la causa di questo nuovo caso. Nell'Agrigentino i fiumi cambiano colore a seconda del calendario. A novembre diventano neri a causa della molitura di olive e perché i frantoi vi scaricano le acque di vegetazione. E siamo agli spettacoli. È partito da Catania l'ultimo spettacolo di Roberto Lipari, che sarà in tour in tutta Italia, ma sarà davvero l'ultimo? Lo abbiamo chiesto all'amatissimo comico palermitano. Sentiamo Eva Spampinato. C'è tutta la comicità firmata Roberto Lipari, con la sua cifra stilistica, il sarcasmo, la disamina ironica e pungente dell'attualità sociale nell'ultimo spettacolo. Si chiama ultimo spettacolo, è veramente l'ultimo? Non lo so, sarete voi a sceglierlo. E così, attraverso questo suo forse ultimo spettacolo, il comico e regista palermitano guida il pubblico attraverso domande aperte e suggestioni personali che alimentano il ritmo della narrazione. Non è che vado a vedermi il Giro d'Italia e dico ma si può fare senza bicicletta? No, è una maratona, è un altro sport. Si alternano i registri linguistici, struttura teatrale e scrittura autobiografica per un racconto fuori dagli schemi della stand-up comedy. Perché così non diventerò mai schiavo di qualcosa. La sala Arpago del Gatto Blu di Catania ha ospitato l'inizio del tour e continuerà con le repliche fino a domenica 13 aprile. Poi si prosegue risalendo lo stivale. Parto proprio da Catania, poi finisco a Palermo, una scusa per restare a casa. In realtà restare in Sicilia. E dopo il teatro, per Lipari, torna il cinema e persino un libro. Si girerà un film quest'estate, non vi dico nient'altro, e poi uscirà il mio libro dal 29 aprile e quindi pensate come è messa male l'editoria e la cinematografia di questo paese. C'è ancora una pausa e poi torniamo con una ricca pagina sportiva. Siamo alla pagina sportiva. A calcio, Palermo in campo stasera a San Nicola contro il Bari. Sentiamo Marco Gullà. Ancora un esame di maturità. Il Palermo, rimandato più volte nel corso della stagione, questa volta non può davvero più fallire. Al San Nicola contro il Bari, i rosanero vincendo avrebbero la possibilità di sedersi al 6° posto per una notte. In attesa della sfida di domani del Catanzaro a Carrara, i rosanero sono sulle ali dell'entusiasmo. La partita con il Bari è il test perfetto per comprendere se l'ottima prestazione messa in campo contro il Sassuolo sia parte di un percorso di crescita. È una squadra che ha perso meno di noi, ha preso meno gol di noi, quindi lo rispettiamo, però sicuramente in questo momento sappiamo che è un momento decisivo, importante per il nostro obiettivo, quindi parlare di terza vittoria non lo so, io sono più per dar continuità, perché la continuità ti muove in avanti per forza di cose. Problemi in difesa, Ceccaroni e Nicolau non ci sono. Diachité è stato convocato ma non è al 100% e il suo impiego dal primo minuto sarà valutato fino all'ultimo. Potrebbe quindi essere arretrato Blen. Sulla tre quarti non ci sarà Segre, che è squalificato. Giocherà probabilmente Verre con Brunori e poi Poyampalo. Per il Bari è l'ultima chiamata probabilmente per riagganciare il treno playoff. Al San Nicola, fischio d'inizio alle 20:30. Il Catania domani nella tana della Cavese con l'obiettivo di conservare il 5° posto. La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Telecolor. Tonino De Mano. 12 vittorie complessive, equamente distribuite in casa e fuori. Ed ora 2 turni lontano dal Massimino per difendere il 5° posto dagli attacchi di Picerno, Benevento e Potenza. Non può fare calcoli il Catania che contro la Cavese dell'ex Chirico va a caccia dei 3 punti al cospetto di una squadra ormai salva ma che potrebbe ancora arpionare il 10° posto e quindi partecipare ai playoff. Sta facendo un campionato molto positivo, farà di tutto per centrare magari i playoff, perché ormai la salvezza credo che ormai sia acquisita.
La cosa più importante siamo noi, la crescita nostra, il sapere che sarà una partita probabilmente più difficile di quella con l'Avellino. La sfida del Simonetta Lamberti senza tifosi etnei su disposizione della prefettura di Salerno è un appuntamento da affrontare con la massima concentrazione, perché d'ora in poi ogni punto sarà fondamentale. Capitolo formazione, l'unica certezza è l'assenza per squalifica di Di Tacchio, che dovrebbe essere sostituito da Quaini. In attacco potrebbe rivedersi dal primo minuto inglese che contro l'Avellino ha messo minuti nelle gambe, iniziando così un rodaggio che dovrebbe portarlo in discrete condizioni in vista dei playoff. Out perché infortunati di lungo corso Beters, Guglielmotti e Luperini. Quest'ultimo è stato operato a Roma per un problema all'inguine. E scende in campo un'altra squadra, quella di Telecolor, che vi proporrà in chiaro ed in esclusiva la sfida tra Cavese e Catania. Appuntamento alle 14, quindi un'ora prima del fischio d'inizio, per una lunga diretta con interviste pre e post gara, l'analisi del match e l'imperdibile angolo social. La differita integrale della partita verrà invece mandata in onda lunedì alle 22:15 dopo corner. Sono ore decisive ma anche di apprensione per il futuro del Messina. Triolo. C'è una nebulosa confusione che mi auguro si dirima per il bene del calcio in città. Le parole del sindaco Federico Basile danno l'idea della situazione attorno alla CR Messina. Sono ore decisive queste per il futuro del club. Nonostante la squadra osservi il turno di riposo, l'attenzione è alta per quello che può accadere extracampo, a partire dalle scadenze economiche da onorare entro il 16 aprile. Ieri sera la manifestazione dei tifosi fuori dal municipio ha riportato la palla in capo all'amministrazione comunale, chiamata a sollecitare le parti in causa. Così la novità la racconta proprio Basile ed è la procura a vendere che AAD Invest dovrebbe firmare entro oggi. Dovesse arrivare, ci metto sempre il condizionale, la novità è che Alaimo potrebbe cedere a quelli che in questo mese si sono un po' avvicinati a dialogare direttamente con la società. Due le cordate interessate all'acquisizione, quella del manager messinese che opera in America e una del Nord Italia. Entrambi mostrano comunque l'intenzione e la disponibilità di acquisizione, hanno avuto rapporti in questo mese e mezzo direttamente con ADD, ma entrambi aspettano ancora atti concreti. In piazza ieri con i tifosi anche una rappresentanza della squadra che ha incontrato il sindaco. E le scadenze sono perentorie, quindi abbiamo chiesto al sindaco di far liberare il club dall'attuale proprietà, che chiaramente è inadempiente in tutto. Questo sia chiaro. Noi sia chiaro, noi e la squadra insieme a voi non molleremo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. E oggi dopo il TG ritorna Preview condotto da Marco Carli. Ascolteremo alcune parti della conferenza stampa di Toscano in vista della partita di domani con la Cavese, che Telecollo trasmetterà in diretta e in chiaro. Non mancheranno come sempre l'analisi tattica e gli approfondimenti sulle ultime giornate di stagione e sui prossimi play-off, oltre sulle altre squadre siciliane di Serie C. Il Trapani e il Messina, il club peloritano, riposa in questo turno, ma come abbiamo appena sentito vive ore decisive legate al suo futuro. Ed è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio adesso a Preview. A tutti un buon pomeriggio.